TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Poco prima delle 8:30 di oggi, giovedì 6 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la tangenziale A57 in direzione Milano all'altezza dello svincolo per Porto Marghera per un incidente tra due auto, di cui una finita rovesciata. Una donna è rimasta ferita. I vigili del fuoco arrivati da Mestre e Treviso con l'autogru hanno messo in sicurezza i veicoli, mentre la donna ferita è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM per poi essere trasferita in pronto soccorso. Sul posto il personale della CAV e la Polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. E alle ore 16:44 di ieri il SUEM 118 ha ricevuto una richiesta di intervento per un minore dell'età di 12 anni in arresto cardiaco che si trovava in una farmacia della provincia di Venezia. Immediatamente l'ambulanza, seguita dall'automedica, è partita secondo protocollo dall'ospedale più vicino, quello di Dolo. Si sono protratti a lungo i tentativi di rianimazione in loco da parte dei sanitari, che hanno continuato le manovre cardiopolmonari anche durante il trasporto in ambulanza e dopo l'arrivo al più vicino pronto soccorso dell'ospedale di Dolo. I medici hanno purtroppo dovuto constatare il decesso del minore alle ore 18:20. L'Ulstre Serenissima, si legge in una nota ufficiale, si stringe ai familiari nel dolore per questa improvvisa e drammatica perdita. E nella tarda serata del 4 marzo scorso i carabinieri del nucleo natanti del comando provinciale di Venezia sono intervenuti su segnalazione della locale centrale operativa in zona Pescherie di Rialto a seguito del lancio di un petardo da parte di ignoti a bordo di un barchino in transito verso il palco di un concerto in corso. La deflagrazione ha causato al tecnico fonico dell'organizzazione dell'evento un problema all'orecchio, lieve acufene, tanto da ricorrere alle cure presso il locale pronto soccorso. Le indagini, condotte dai militari del nucleo natanti in collaborazione con il personale della polizia locale, hanno permesso di rintracciare ed identificare in meno di 24 ore due giovani ventenni del luogo presunti responsabili dei fatti accaduti. L'episodio non è riconducibile ad un particolare movente. I due presunti responsabili sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni personali gravi, accensioni ed esplosioni pericolose e molestie o disturbo alle persone. Nelle prime ore della mattinata di ieri è stato predisposto un servizio interforze che ha visto l'operare congiunto di personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale, diretti e coordinati dal Commissariato di Polizia di Stato di Marghera. I poliziotti di Marghera sono intervenuti congiuntamente con gli operatori della Polizia Locale nei pressi di diversi stabili abbandonati e oggetto di segnalazioni. Tale attività ha consentito di rintracciare 3 uomini di nazionalità straniera, gravati da pregiudizi di polizia e da misure di prevenzione. Tutti i soggetti rintracciati a seguito di compiuta identificazione sono risultati irregolari sul territorio nazionale e per il tramite dell'Ufficio Immigrazione sono stati espulsi e verranno trasferiti presso i diversi CPR dislocati sul territorio nazionale, dove rimarranno in attesa di rimpatrio. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.